Ben ritrovati al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi parliamo dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. È nostra gradita ospite è la presidente appunto della sezione di Udine, Mariangela Fantin. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie Buongiorno. per essere qui. Andos, tanti anni di storia, tanti anni di attività, Andos cresce anno dopo anno, cresce sempre di più. Si ingrossano le fila. Mamma mia. L'Andos di Udine è nata nel 1987. Pensa che il fondatore fu proprio Italo Rasciali, un chirurgo. Sì? E da lì veramente ha fatto una strada e un percorso importante. Se penso che l'Andos è nata con una sessantina di persone, adesso siamo arrivati quasi a 700 soci, insomma il passo è tanto. E l'Andos è nata per dare supporto a quelle donne che scoprono di avere un cancro al seno, in vari modi. È partita con quello di fare l'infodrenaggio al braccio, no? Perché i primi interventi erano abbastanza impegnativi, c'erano questi linfedemi ai bracci che venivano fuori, perciò all'interno della sede c'era quello che era anche una pressoterapia che serviva proprio per aiutare la donna. Da lì abbiamo deciso un momentino di modificare un po' quello che era la figura dell'Andos. Io sono 16 anni che sono presidente quasi, e da lì abbiamo donato le pressoterapie a una struttura sanitaria, lì alla Polimedica di Pradamano, con cui abbiamo una collaborazione. E cosa facciamo? Diamo quello che è un supporto psicologico, che è quello importantissimo, guai se non si manca. Doniamo la parrucca alle persone che ne fanno richiesta, alle persone che devono fare la chemioterapia. Offriamo quello che è il tatuaggio dell'areola mammaria come percorso finale del seno, diciamo, e abbiamo quello che è un supporto anche dato da altre persone che stanno passando quello che è un percorso. Perciò diciamo che abbiamo cambiato, no? E puntiamo molto su quello che è invece la prevenzione. Stiamo entrando nelle scuole per parlare di prevenzione ai ragazzi, di fargli capire quanto è importante anche uno stile di vita, di ricordarci che il cancro al seno non viene perché c'è solamente un fattore ereditario, ma proprio perché c'è anche uno stile di vita, un forte dolore, un qualcosa. Nessuno mai fino adesso, nessun medico non ha mai detto perché viene un cancro. Io mi ricordo tanto tempo fa il professor Mauro Ferrari a un convegno che avevamo fatto ha detto una frase forte però purtroppo reale. Una donna gli ha chiesto perché viene un cancro e lui ha detto viene perché una persona è sfigata. È forte come risposta, ma purtroppo è reale perché non c'è un motivo perché viene. E noi vogliamo veramente sensibilizzare i giovani anche nel fumo, nel bere, nel sentirsi, anche nelle persone proprio giovani, perché la parola prevenzione deve far parte di ognuno di noi. Sensibilizzare anche i medici, no? Perché certe volte anche i medici sottovalutano certe cose, sono tutte cose fondamentali per aiutare. Il fatto che noi anche entriamo anche nei comuni, coinvolgiamo i professori, è proprio per questo, perché l'alimentazione sembra una cosa sciocca, però è veramente importante, perché se io mangio bene, se io mi alimento bene, se sto attenta a quello che mangio, Dio può venirmi lo stesso assolutamente, però sicuramente ho una vita più sana. Ecco, sì, perché appunto si segnalano dei casi anche in persone che hanno seguito un corretto stile di vita, però la percentuale è abbastanza bassa rispetto, no, Assolutamente. rispetto alla norma. Sì, e come dicevo prima, no? Purtroppo il cancro non ha età, No, non ha persone, vengono anche a c'è chi, chi magari ha la predisposizione, ma c'è come chi, per tutte le patologie c'è la come per tutti. predisposizione familiare, allora è chiaro che avendo la predisposizione familiare tu devi fare un controllo maggiore, Certo, ecco. assolutamente. Però, Però in tanti casi sì, non ripeto, si capisce. purtroppo noi come associazione
portiamo avanti quello che è un obiettivo importante, quello di continuare a parlare di alimentazione, di stili di vita, di accortezza, perché è importante veramente far capire alle persone queste cose qua, perché certe volte si sottovaluta un problema, no? E quando magari si dice, soprattutto noi donne, la donna dico certe volte pensa prima alla famiglia, alla Sì. casa, al lavoro, e dice, boh, andrò dal medico, andrò a farmi vedere. E quello andrò a farmi vedere magari è troppo Bisognerebbe tardi. metterlo prima di tutto, forse, no? Prima Bisognerebbe pensare a noi mettere stessi, alla nostra salute. la vita di ogni persona prima di qualsiasi cosa. So che non è facile, perché noi donne purtroppo abbiamo veramente tante cose a cui pensare. Una donna che lavora, una donna che ha la famiglia, che deve guardare dei figli, pensa più giustamente, no, a queste cose qua. Però ogni tanto dovremmo veramente fermarci e dire, ok, adesso penso a me, guardo a me, mi faccio un controllo, mi vado a fare un caffè con le amiche, perché c'è bisogno, anche noi abbiamo bisogno di prenderci quello spazio per noi stesse, per pensare un momentino a noi e volerci bene, perché anche se ci prendiamo quel momento per andare a bere il caffè, a farsi degli esami, non è che togliamo niente, anzi diamo una serenità, perché siamo sicuri di quello che noi siamo. Se noi stiamo bene con noi stesse, con il nostro corpo e quant'altro, stiamo bene con tutto il resto. Certo. Il periodo del Covid, ecco, dell'emergenza Covid, come lo avete vissuto? Perché chiaramente tutto a distanza e Eh, adesso ci saranno delle ripercussioni perché non è stata fatta la prevenzione, lo dicono, no, tutti gli esperti, è Guarda, mancato. periodo Covid è stato durissimo. Ecco, È come avete fatto per mantenere i contatti appunto con le persone, visto che adesso mi dicevi siete in 700? Sì, allora devo dire la verità, l'Andos non ha mai chiuso Sì, effettivamente, perché ci sono purtroppo dei servizi che non possono essere fatti via telefono, via WhatsApp certo. o quant'altro. Abbiamo sempre mantenuto le distanze, ci siamo preoccupati anche di sanificare l'ambiente con tutto quello che è da fare. Però la consegna delle parrucche o la scelta della parrucca dovevamo farlo. Allora cosa abbiamo deciso? Che la sede rimaneva aperta solo ed esclusivamente su appuntamento e solo per queste cose qua. Poi abbiamo usato tanto il telefono. Per fortuna esistono veramente il WhatsApp piuttosto che il Messenger, piuttosto che Meet per sentirci, per vedersi. Sì, La tecnologia devo dire che ha aiutato tantissimo in questo momento. Però il rapporto diretto? mancano gli abbracci, perché sembra una monata Isabella, ma sai quanto un abbraccio può Sì, dare a una persona? certo. Anche adesso che abbiamo le mascherine e tutto quanto, ogni tanto mi trovo davanti a una Non puoi persona neanche darti la stretta di mano, no? Che ti che mi dicono prende che... il cuore, no? Sì, Allora fai questo gesto come per dire ti sono vicina, ma non è la stessa cosa, no. perché l'abbraccio, il dire ci sono, cioè, manca e la pandemia veramente ha messo in crisi tante persone, tante famiglie, tanti giovani anche, perché i giovani si sono ritrovati in poco tempo isolati in un mondo loro che a qualcuno ha creato anche dei problemi, anche a persone che magari devono già affrontare la mamma che ha un problema e loro che si sono ritrovati chiusi in casa, non è stato facile, non è stato un bel momento. Io mi auguro che questa pandemia sia ormai alla fine e che non ritorni più, perché c'è bisogno veramente di riprendere la vita come era prima, di riprendere gli abbracci, di riprendere i contatti, perché è il contatto umano che è quello che dà. Il contatto vero, l'abbraccio, lo stare insieme sono delle cose fondamentali. Una donna che ha un problema, qualsiasi problema, ha bisogno di avere una persona vicino, ha bisogno di avere l'amica che l'abbraccia, del parente che l'abbraccia. È vero, lo facciamo perché se devo essere sincera, gli abbracci con me non mancano, però lo fai sempre con oh mio Dio, invece adesso c'è bisogno veramente di riabbracciare con serenità, con il bisogno di prima, di ritornare alla normalità.
Questo è l'augurio che non solamente io, ma tutte le donne ci facciamo, credo. Vorrei chiudere anche ricordando che è molto importante anche il fatto che voi riusciate adesso a incontrare tutte le comunità, quindi a coinvolgere, no? A mettere insieme, a fare rete anche con gli altri comuni. Assolutamente sì, devo dire che stiamo riuscendo a coinvolgere tanti comuni che sono vicino a noi, che credono in quello che noi facciamo e che vogliono essere partner in tutto quello che sono anche le nostre iniziative. Tra poco faremo anche una bella inaugurazione, no? Una chicca importante che è quella grazie proprio a Bardelli che devo dire che quando si parla di sociale è una persona molto, molto vicina ed è per me importante, no? Perché senza le persone che credono in quello che noi facciamo è difficile riuscire a farlo. Abbiamo bisogno sia del supporto umano sia di supporto economico, ma soprattutto del supporto umano, perché il sorriso, la vicinanza, il coinvolgimento fanno parte di quello che è il sociale e per noi questo è la base. Poi viene tutto quello che è l'aspetto economico, ma l'aspetto sociale è fatto dalle persone, dal stare vicino e dal comunicare, dal parlare insieme. Quindi hai lanciato così, però non vuoi scendere in No, particolari, magari più avanti, però c'è qualcosa per aria. sì, molto bella il Cittafiera. Ecco, bene. Staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi E mesi. chissà chi potrà essere magari anche direttore di questo centro. Bene, grazie a Grazie, grazie a voi di cuore. Mariangela Fantin, che ricordiamo essere presidente dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Udine, la sezione di Udine. Grazie per averci seguito e noi ci Grazie. vediamo al prossimo appuntamento con la rubrica Family Salute e Benessere. Arrivederci.